Don Illo Argento, oggi una delle giornate clou della passione e morte di Gesù Cristo, il Santuario dell'Addolorata si è tanto preparato a questo giorno. Come state vivendo questo momento? Stiamo vivendo spiritualmente questa giornata con tanta attenzione, con la nostra preghiera attenta e devota verso Maria Addolorata e soprattutto con la partecipazione anche attenta dei confrati e delle consorelle che fin dall'inizio della Quaresima, soprattutto attraverso i 7 sabati in onore della Madonna che ricordano i 7 dolori di Maria, ecco, si sono preparati a vivere e a culminare in questo giorno con grande attenzione verso la devozione alla Madonna Addolorata. E ora siamo qui in questa via Atenea, la via principale della città di Agrigento, la stiamo percorrendo perché appunto il nostro amore, la nostra devozione alla Madonna è così una testimonianza vivente di quello che siamo e di quello che facciamo. Un augurio di Santa Pasqua a tutti, perché possano nascere nel nostro cuore sentimenti di vera pace, di amore e di fraternità, perché a questo ci portano Gesù morto e risorto e Maria Santissima sua madre.